Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, ore 13 come ogni giorno e quest'oggi parliamo di un tema importante, parliamo di cultura che vuol dire tante cose e a Treviso vuol dire anche una sfida che arriva al traguardo fra meno di un mese, vuol dire economia, vuol dire turisti, vuol dire insomma tanti temi sul piatto e parlando di cultura non si può non partire dalla notizia di 2 giorni fa, cioè che Treviso è entrata nella cosiddetta short list delle 10 città candidate a diventare capitale della cultura 2020, e allora è una sfida, è un rush finale di cui parleremo con Luciano Franchin, assessore ai beni culturali del Comune di Treviso. Buongiorno Assessore. Buongiorno a tutti, grazie. E Sossio Vitale, che è presidente della Commissione Cultura del Comune di Treviso, nonché consigliere comunale di Treviso Civica. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io direi, prima di parlare con i nostri ospiti, ricordandovi che potete sempre chiamarci in diretta 0422 162 6798 se ci vedo ancora bene con gli occhiali, e allora ricordandovi che potete chiamare in diretta, partirei proprio dalla notizia di questi giorni, cioè l'entrata di Treviso nella short list tra le 10 città candidate per diventare capitale della cultura 2020. Allora vediamo il servizio realizzato da Lucio Zanato e poi lo commentiamo insieme con i nostri ospiti e iniziamo il dibattito. Vediamo. La data da segnare sul calendario è il 16 febbraio, quando a Roma la Commissione indicherà quale città sarà per il 2020 capitale della cultura italiana. In lista da ieri sera sono rimaste in 10 delle 31 ammesse nella prima selezione e tra queste c'è Treviso. In palio, giusto per stare concreti, c'è €1 milione messo a disposizione dallo Stato, ma soprattutto un'enorme opportunità economica legata al turismo indotto dalla serie di eventi che ogni città ha previsto nel dossier di candidatura. Un piano che per Treviso ha visto il sostegno di tutti, ad iniziare dalla Camera di Commercio. Abbiamo investito delle risorse in progettazione assieme al sindaco, non solo in progettazione ma anche risorse economiche. Proprio vengo da una riunione operativa questa mattina con il sindaco Manildo, dove ci siamo dati il programma per continuare a portare avanti la nostra candidatura. Una riunione operativa perché dopo la soddisfazione per il risultato raggiunto ora bisogna rilanciare in vista della scelta finale. È un punto d'arrivo di un gruppo di 70 associazioni che ha lavorato bene, di un comune che ha saputo fare da lievito, da catalizzatore, da regista di una proposta che vuole portare la cultura oltre le mura. Già, perché in gioco non c'è la città ma tutta la Marca. Infatti nel progetto ci sono 200 eventi nei 365 giorni in oltre 100 luoghi oltre la città. E questo per valorizzare non solo il capoluogo ma l'intera rete di storia, territorio, cultura enogastronomica che sono la Marca trevigiana. Una candidatura per la finale che potrebbe includere anche il Cadore, che è stato invece escluso nella prima selezione. Mi ha fatto particolarmente piacere la lettera che ho ricevuto stamattina da Renzo Bortolot della magnifica comunità del Cadore, che sono al nostro fianco, ci sostengono. La competizione si gioca con città come Parma, Piacenza o Agrigento, segno che il risultato è tutt'altro che scontato, ma un primo obiettivo, secondo il sindaco, è già stato raggiunto. Il fatto di aver valorizzato una proposta che arriva dal basso. Allora Assessore Franchin, intanto la soddisfazione da parte sua, che è l'assessore di riferimento. Una grande soddisfazione naturalmente mia, non posso nasconderlo, personale. Abbiamo lavorato, abbiamo passato notti, ma non sto esagerando, nel mio ufficio assieme al mio staff di collaboratori. Abbiamo fatto le 4 e le 5 del mattino per mettere a punto queste cose, ma una grande soddisfazione per la città, perché come avete sentito anche nelle parole del sindaco, questa candidatura non cala dall'alto, non è frutto del lavoro semplicemente dell'amministrazione, ma è il risultato di una sollecitazione che io ho rivolto alle varie associazioni, alle quali ho chiesto di fornirmi un piccolo documento, 1,5 pagine, 2 pagine, in cui ipotizzassero la loro storia nel 2020. Mi hanno tutte fornito una straordinaria quantità di informazioni che sono state poi ricollocate dentro questo dossier, che è quello con cui noi ci siamo presentati, ecco, alla competizione. Eravamo in 46, bisogna ricordarlo all'inizio, si sono in realtà presentati in 31,
quindi gli altri non si sono nemmeno presentati, non hanno nemmeno affrontato la sfida del dossier. Tra questi 31 siamo arrivati tra i primi 10, è una soddisfazione. Socio Vitale, 16 febbraio, data ovviamente poi del traguardo, cosa ha Treviso, che marcia in più ha Treviso rispetto alle altre città? Cosa ha da spendere in più sul tavolo? Secondo me ha da spendere un sistema Treviso, cioè la capacità che ha avuto il territorio, perché non è soltanto la città di Treviso ma anche il territorio che è composto anche da altre realtà e da tantissime associazioni, di fare appunto squadra attraverso un elemento catalizzatore che è appunto l'amministrazione comunale, e quindi la capacità di poter portare avanti con più voci, e questo è il nostro grande auspicio, con più voci questo progetto, perché questo sarà già adesso secondo me è un grande risultato, perché siamo riusciti a mettere insieme appunto tutta una serie di istituzioni e di associazioni, ma se arriviamo dove vogliamo arrivare sarà un grandissimo risultato della collettività. Ecco, Assessore, 10 shortlist, le 10 candidate, quali sono dal suo punto di vista le avversarie più pericolose che potrebbero far svanire il sogno Treviso? Allora, abbiamo... Chi temete di più? Abbiamo una scadenza intanto, certo. Abbiamo 2 giornate, il 5 febbraio e l'8 febbraio ci saranno le audizioni che faremo a Roma davanti alla Commissione, presenteremo il dossier, lo discuteremo, analizzeremo insieme. Quali sono quelli che temiamo? Ma insomma, io devo dire, spero vivamente che il criterio di aggiudicazione della vittoria sia un criterio che bada al valore della proposta. Lo dico perché ovviamente si possono anche, come dire, intersecare questi giudizi anche con valutazioni che hanno altre motivazioni e altre provenienze. 2018 è l'anniversario, la capitale della cultura sarà Palermo. In Lizza per il 2020 c'è anche Agrigento. È pensabile che ci siano 2 città di una stessa regione che diventano capitale della cultura? Può essere una valutazione. Quest'anno, 2017, è stata Pistoia, una città del centro. Mancherebbe il nord. Da quanto è che manca il nord? Il nord manca da sempre, e quindi diciamo vale il valore della proposta o vale un ragionamento di tipo geopolitico, diciamo. Ecco. Io naturalmente auspico che sia il primo, perché essere arrivati con questo dossier tra i primi 10 vuol dire che c'è un valore intrinseco. Dopo, naturalmente tutte le altre città che sono nella short list, nei primi 10, hanno un valore, sono città importanti. E quindi ci misureremo sulla... Io non faccio previsioni, devo dire, non faccio nemmeno... non penso che sia l'una piuttosto che l'altra. Confido nella serietà del nostro lavoro e nella serietà della Commissione che ci ascolterà l'8 febbraio. Ma voi temete che ci possa essere comunque questo peso geopolitico? Cioè, lo considerate? Ma insomma fa parte del gioco normale delle grandi sfide. L'abbiamo visto anche in tempi passati, insomma, anche in altre situazioni. Insomma. Sì, ma non è da spaventarsi di questo, fa parte, diciamo, del gioco, ed è anche una valutazione corretta. In fondo l'Italia è un paese complesso che ha tante realtà, tanti momenti diversi. Su tutti si può in qualche maniera trovare un elemento importante che giustifichi la vittoria. Quindi non c'è nessuna polemica, anzi c'è la volontà per noi che andremo assieme anche al consigliere presidente Sossio, c'è la volontà di presentare il meglio di quello che abbiamo scritto. Poi lasciamo che le cose accadano, ma come diceva appunto prima Socio Vitale, è un bel risultato, è un grande risultato aver messo insieme un dossier che dentro contiene l'intera città e l'intero territorio. Ecco, nelle ultime ore c'è stata anche una polemica, diciamo, sui social, un post di Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord, ed è trevigiano ovviamente, che ha detto complimenti per l'entrata nella short list avvenuta grazie alla
azione di Mario Conte, che è, lo ricordiamo, candidato del centrodestra per le elezioni comunali del 2018 a Treviso, perché ci fu questa mozione di Conte, e non solo di lui, per attivare questa candidatura, quindi come dire, il merito è nostro. Cosa dice l'assessore? Ma allora intanto ringrazio Riccardo Barbisan, con il quale ho un rapporto di stima e anche affettuoso. Ringrazio anche Giancarlo Iannicelli e Mario Conte che hanno presentato la mozione. La cultura non è di qualcuno, la cultura è di tutti, e quando è stata presentata questa mozione noi come amministrazione stavamo già elaborando una nostra attività per entrare nella sfida che poi ci avrebbe portato a questo dossier. L'ho anche ricordato in Consiglio Comunale, ho detto, e prima ancora in Commissione Cultura, benissimo, sono felice che finalmente vi occupiate di cultura. Sono felice che veramente abbiate la cultura come elemento di traino della nostra comunità. Chi vuole partecipare alla sfida, venga. Ecco, non li ho visti. Quindi insomma lei dice il lavoro poi è stato fatto da chi? Da noi, insomma. Lo ha fatto chi l'ha voluto fare, ecco. Però, ripeto, l'attenzione io trovo molto positivo, molto interessante, e già anche questo è un elemento che fa parte della nostra cultura che vorremmo propagandare. È già un fatto molto interessante che varie forze politiche di natura diversa, di orientamento diverso, abbiano sentito come importante il fatto di entrare nel mondo della sfida della capitale della cultura. Allora, una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo a parlare di cultura, perché non parliamo solo della sfida della capitale della cultura, ma anche di tante cose in ballo per la cultura a Treviso, freschissime, Sant'Eonisto ne parleremo fra poco, e poi future, da Goldin ad altre cose. Rieccoci, ore 13, stiamo parlando di cultura a Treviso, tutti i progetti in ballo e ovviamente la sfida del traguardo per diventare capitale della cultura 2020, con l'entrata di Treviso nella short list tra le 10 candidate. Socio Vitale, adesso che in ballo c'è Treviso, c'è anche l'auspicio che dalla Regione ci sia una spinta importante da parte della Regione per questo traguardo. Sì, molto importante questa partecipazione. Il Presidente della Regione Luca Zaia è nel comitato promotore. Credo che proprio perché questa sfida riguardi un intero territorio è necessario che ci sia il giusto apporto da parte del Presidente, che è un uomo anche di relazione, anche di grande capacità, e quindi è giusto che ci dia e dia alla città di Treviso e tutta la provincia di Treviso una mano per portare in porto questa idea, che è il programma della prossima amministrazione. Cioè la prossima amministrazione, chiunque essa sia, avrà già il programma, da qui forse anche 10 anni, per quanto riguarda cultura, turismo, lavoro, c'è tutto già qua dentro. Ecco, anche perché da sottolineare Treviso, una vittoria, sarebbe proprio rappresentante italiano, nazionale è la capitale della cultura italiana, quindi abbiamo sentito anche il sindaco che ha ricevuto questa lettera da parte dell'associazione Piede di Cadore, che partecipava anch'essa partecipava alla candidatura, e quindi ben vengano tutti gli apporti che possono arrivare per far sì che diciamo, noi riusciamo vincitori in questa sfida. La speranza tra le righe è che non ci siano questioni politiche in mezzo, insomma, che vinca comunque sarebbe di bassissimo livello. Ecco, giustamente. Assessore, questa è la sfida per quanto riguarda la capitale della cultura, ma in ballo ci sono tante cose per quanto riguarda la cultura e quindi anche il turismo. Una cosa importante che da sottolineare proprio ancora sulla capitale della cultura è che è proprio la vittoria, insomma l'entrata comunque della candidatura tra le prime 10 è comunque una prima vittoria di un sistema. Ci sono tante parti che si sono unite, insomma.
La cultura è un tema importante, questo può essere un messaggio anche a chi pensa che la cultura sia secondaria nei programmi? Ma io credo che ormai nessuno più pensi che la cultura è un elemento secondario nella vita sociale e nella vita economica di una città e di una nazione. Noi vediamo lo sforzo che ha fatto il Ministero con molte difficoltà e talora anche con qualche contraddizione, ma nel rimettere in piedi alcune cose che riguardano la cultura, che riguardano la vita nei musei, le aperture, eccetera. È tutto un movimento che si organizza, che si dipana attorno alle questioni culturali, quindi la cultura sicuramente non è un fatto secondario. Noi crediamo che la cultura a Treviso possa diventare, come ha dimostrato recentemente, veramente un fattore di crescita, e direi nei due sensi. Una crescita economica e una crescita, permettetemi, sono parole che non si usano più ormai, ma anche una crescita spirituale. Noi abbiamo bisogno di vivere vicino alla bellezza, noi abbiamo bisogno di una città bella, vivere in una città che è come dire, disastrata, lo vediamo anche nei filmati di altre regioni del mondo, insomma, non si vive bene distanti dalla bellezza. Quando io ho a disposizione la bellezza sono anche disposto a rendere più bella la mia vita e la vita degli altri, anche lavorando in temi di cultura. Se mi permette, io vorrei ricordare che nelle recenti festività natalizie io ho proposto alla Giunta di fare un regalo alla città, quasi una sorta di promozione marketing dei nostri musei. Regaliamo l'ingresso ai musei, Bailo e Santa Caterina, ai residenti Treviso e provincia, gratuitamente possono entrare. È stato un successo incredibile, perché le due sedi museali hanno totalizzato solo di gratuità 3.600 visitatori, che sono diventati i nostri followers, no? I nostri comunicatori. Hanno detto: guarda, hai a disposizione un museo bellissimo, hanno scritto sul libro del museo: tornerò, voglio venire ancora. Hanno portato gli amici che hanno pagato, che magari erano in visita anche loro. Ecco, insomma, la cultura muove le persone, le muove nella bellezza e le muove anche nell'economia, perché in quei giorni Treviso era veramente occupata dai visitatori. Ecco, a proposito di bellezza, sabato c'è stato un importante evento, Sant'Eunisto, riaperta, e il ritorno dei teleri, quindi questo importante lavoro con la Fondazione Benetton, c'era presente anche Luciano Benetton. È stato un altro tassello importante per Treviso questo? È un tassello importante della relazione che il Comune intrattiene con la città e nella relazione che i privati illuminati intrattengono con la città. Signor Luciano Benetton, ecco qui vedete anche il momento del taglio del nastro, ha voluto con il suo patrimonio restaurare Sant'Eunisto, lo ha devoluto alla Fondazione Benetton, e con la Fondazione Benetton il Comune di Treviso, i musei civici, l'assessorato alla cultura ha costruito una convenzione per portare nella chiesa di Sant'Eunisto restaurata quello che non c'era da tantissimi decenni, e cioè i teleri. Chi andrà adesso, questa settimana ci sono le visite anche guidate e gratuite, chi andrà a vedere questa chiesa vedrà non solo un auditorium, ma vedrà un luogo straordinariamente riportato alla sua situazione originaria. È una cosa bellissima, è una cosa straordinaria, perché da una parte l'imprenditore illuminato, dall'altra la disponibilità del Comune a affidare in un modo di valorizzazione i bellissimi teleri. Ecco. Se mi permette ancora una volta, sì. Il sabato prossimo... Aspetta, allora, prima di continuare con le cose che ci saranno, vedo che c'è una telefonata in diretta, diamo spazio un po' alle voci dei telespettatori. Chi c'è al telefono? Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Michela e chiamo da Annone Veneto nella Venezia orientale. Buongiorno Michela, ci dica pure. Proprio come ha detto un suo ospite, Treviso sarà molto difficile che divenga capitale della cultura, proprio per una questione geopolitica. Vediamo in questi giorni ad esempio le tele che sono rientrate dalla Francia e nessun TG nazionale di Rai, Mediaset e La 7 ne ha dato notizia. Noi veneti siamo da sempre collocati e incolonnati come i polentoni semi-imbecillotti di cui abbiamo subito anche negli anni una immigrazione dal centro-sud. Vedi i collaboratori di giustizia e poi in seconda analisi prefetti, questori, dirigenti di varie questure e quant'altro. Noi siamo gli imbecillotti solo e semplicemente perché non abbiamo una classe politica che sa farsi rivalere. Sarà molto difficile che noi facciamo e diventiamo come Treviso capitale della cultura, anche perché la retorica, e non me ne vogliano, anzi è a mio giudizio un qualcosa che gli fa onore, la retorica dei meridionali è sempre sopraffacente la nostra. Grazie. Grazie Michela, c'è un po' di pessimismo allora, voi cercate di combattere questo pessimismo, immagino. Posso rispondere? Posso rispondere Essendo di origine napoletana, della Commissione che è un meridionale, peccato, giusto, questo non che lo lavora sapevo. con noi in modo efficace. Ecco. Essendo io nato a Napoli, innanzitutto facciamo i debiti scongiuri circa l'esito di questa portato il corno da qualche parte? No, ecco. No, perché non si mostra mai il corno. Esatto. Quanto poi, non è vero, ma ci credo. Ecco. Voglio dire, io più che temere le città del meridione, come diceva anche l'assessore prima, visto che è stato già, diciamo, ha già avuto i suoi successi, temo per esempio Reggio Emilia. Perché? Perché è il luogo dove si andrà a candidare l'attuale ministro dei beni culturali, Franceschini. Ecco che ritorna la geopolitica. Esatto, posso più temere Reggio Emilia che Agrigento, io così. È vero che a pensare male si fa peccato, però come diceva Andreotti spesso ci si azzecca. È pur vero comunque tra le righe, poi si può essere d'accordo o meno con la signora, che il Veneto spesso ha avuto un scarso peso politico in tante decisioni, questo forse intendeva la signora. Questo è vero, possiamo anche pensare che ci sono stati momenti in cui sembra che il Veneto non abbia avuto un ruolo, però a memoria mia ricordo grandi personalità venete, Mariano Rumor, certo. Gianni De Michelis. Noi abbiamo avuto delle grandi figure di uomini politici e di intellettuali. Noi abbiamo qui vicino il Toniolo di Pieve di Soligo, quindi ecco, questa retorica del Veneto polentone che è sempre, come dire, sconfitto dagli altri, ecco, proviamo a vedere i tanti che abbiamo avuto e che hanno avuto riconoscimenti anche a livelli straordinariamente importanti. Noi a Treviso ricordiamo ogni anno Giovanni Comisso, io ho intitolato e ho costruito un concorso dedicato a Luciano Vincenzoni, che è stato il grandissimo sceneggiatore di film straordinari come Signore e Signori, ma anche i film di western di Clint Eastwood. Ecco, quindi non buttiamoci giù e abbiamo invece il coraggio di vedere le tante cose buone che siamo e che siamo in grado di fare. Anzi, io mi permetto di invitare la signora, se vorrà venire a Treviso, sarà mia ospite, la porterò a vedere il Museo Bailo a Santa Caterina, e credo che dobbiamo superare un po' questa situazione, viviamoci le cose belle che abbiamo, sapendo che siamo in grado di fare, perché noi abbiamo una forte cultura dell'operare, del fare, che porta sempre degli ottimi risultati. Mentre la signora parlava mi veniva in mente una cosa recente, che è tutt'altro settore, ma ricordavo la battaglia di qualche anni fa, la grande scommessa di Venezia 2020 per le Olimpiadi, che poi fu sconfitta da Roma
e poi sappiamo come è andata a finire con Roma, però insomma sono episodi, sono ovviamente casi, era tutt'altra situazione ovviamente. Stava dicendo prima di dare la linea alla telefonata dell'appuntamento di sabato. Sì, ecco, voglio dire, per me è estremamente importante far ricordare ai trevigiani e non solo che la cultura è un fenomeno complesso che è fatto di tante cose straordinariamente belle. Noi abbiamo le grandi mostre e abbiamo le mostre importanti. Il sabato noi inaugureremo al Museo Bailo una mostra, una retrospettiva, una rassegna di una grande nostra artista che è Gina Roma. Abbiamo appena chiuso il ricordo di un decennale di un grande incisore trevigiano che era Francesco Piazza e prima di lui Zavan. Dopo Gina Roma ci sarà Olimpia Biasi e Francesco Stefanini. Voglio dire, abbiamo una straordinaria possibilità di incontrare nelle opere, ma anche fisicamente, degli autori che fanno parte della nostra terra, del nostro humus culturale. Incontriamoli, andiamo a vedere queste mostre. 22 febbraio inauguriamo Santa Caterina, il restauro di Santa Caterina. Attenzione. La fermo un attimo, ne parliamo subito. Vedo un'altra telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Giorgio Toresan, consigliere comunale del Comune di Treviso. Sento molto basso, se può alzare la voce. Sono Giorgio Torresan, consigliere comunale del Comune di Treviso. Giorgio Torresan, buongiorno, quindi collega, ecco, ci dica pure. Allora, io volevo intanto ringraziare l'assessore perché ha citato il nostro candidato sindaco Mario Conte e il buon Iannicelli per la proposizione della Treviso Città d'Arte. Poi volevo ringraziare veramente l'assessore per una cosa che ha fatto a me personalmente e al Città di Treviso. Quindi con Lions Club di Nervesa ha fatto fare un restauro di una lapide che si trova sul ponte lì nei pressi dell'università, dove il Piave a suo tempo fece una grande piena, eccetera. E c'è una targa che stava per, scritta in latino, che stava per sparire, anzi sta sparendo, e l'assessore Franchini è riuscito a far fare questa targa. Io lo ringrazio anche per questo e anche perché ha citato con bontà politica Mario Conte e Iannicelli. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a Giorgio Torresan. Posso rispondere e ringraziare? Sì. Con il consigliere Torresan è sempre una persona squisita, concreta e non mi meraviglio che abbia alzato il telefono per ringraziare. La questione della lapide di Sant'Agata mi è molto cara perché in questo luogo c'è una lapide incisa in pietra che si stava deteriorando, i Lions in Nervesa l'hanno recuperata, io ho voluto che si facesse anche una piccola targa con il testo della lapide in modo che rimanga così traccia di questo restauro, ma ripeto, queste non sono cose che fa l'assessore Franchini, sono cose che fa la città. Ed è giusto che Giorgio Torresan ricordi che ci sono stati i Lions, perché sono le associazioni, i gruppi, le grandi forze, no, che cosa muovono. Diceva prima Vanildo, dal basso. Dal basso, ma d'altra parte il presidente Sosio, oltre che essere presidente della commissione e anche esponente dei Lions, sa bene quanto sia importante il contributo di queste istituzioni, di questi enti, di queste associazioni, altrimenti la società non funzionerebbe. La cosiddetta società civile. Adesso la pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in diretta, ore 13, parliamo di cultura e assessore, stavamo dicendo con lei, assessore Franchin, altro appuntamento importante, Santa Caterina, è proprio un calendario di eventi che si susseguono, ci dica pure. 22 febbraio, ore 18, siete tutti invitati, inauguriamo il nuovo volto, la nuova ristrutturazione della Pinacoteca permanente di Santa Caterina.
In questi giorni noi stiamo lavorando in modo veramente rigoroso, anche dal punto di vista della tempistica, per sistemare finalmente in modo, credo, definitivo, ma facciamo gli scongiuri ovviamente, certo. La sala Ipogea, la sala intitolata a Barbisan, che ospiterà le grandi mostre temporanee, non solo le mostre di Linea d'Ombra, non solo le mostre di Artemisio, ma le mostre anche di chi vorrà cimentarsi in una grande mostra temporanea. Ne abbiamo anche noi come museo, come amministrazione, ne abbiamo in programma una su un grandissimo artista vivente trevigiano, di cui non voglio dire perché è ancora un segreto, ma che sarà veramente una grande occasione per mettere insieme, tra l'altro, i musei civici con la collezione Salce, ma di questo parleremo in un'altra occasione. Può darci un indizio da film giallo? È un grande autore che si occupa di film. Un grande autore che si occupa di film. Ma di questo è l'indizio. L'indizio è un grande autore che si occupa di film. E Santa Caterina restaurata avrà la sala Ipogea, la Fofano per le mostre temporanee, e avrà in modo definitivo la collezione permanente esposta della cosiddetta Manica Lunga. Un restauro dei luoghi che è in corso. Io assieme ai miei collaboratori lo seguo ogni settimana, ogni venerdì andiamo a fare i sopralluoghi, e c'è veramente l'apertura di una nuova realtà, di una nuova forza. Poi il 24 di febbraio verrà inaugurata la mostra di Rodin, organizzata da Linea d'Ombra, da Marco Goldin, e andremo avanti perché la realtà delle vicende culturali a Treviso è una realtà complessa, fatta di tante cose, di mostri. Ricordo sempre, e c'è scritto nel dossier, noi abbiamo 12 festival annuali, 12 festival che portano in città complessivamente, non in un giorno, ma nell'arco da maggio fino a ottobre, portano circa 300.000 persone che si muovono in città, che vanno a vedere le cose dei nostri musei, che vanno a Treviso Comic Book Festival, Sole e Luna, Carta Carbone, il Treviso Suona Jazz, per citarne alcuni, gli altri purtroppo la statistica, la filosofia. Abbiamo veramente un movimento di persone che organizzano e di persone che vengono, che è straordinario, non era mai successo. Torneremo fra pochissimo a parlare di Marco Goldin, del ritorno di Goldin. Diceva l'assessore Franchin, c'è questo movimento, no? Lei è presidente della Commissione Cultura, magari da casa un telespettatore dice esattamente cosa fa la Commissione Cultura, qual è il lavoro specifico della Commissione Cultura, come avete lavorato in questi anni e cosa fa la Commissione? La Commissione Cultura è una delle 5 commissioni in cui è organizzato, diciamo, la parte amministrativa del Comune per quanto riguarda il Consiglio Comunale. La Commissione Cultura, io presiedo la Commissione che si occupa anche di bilancio, attività produttive e scambi culturali. La Commissione è composta da tutti i membri del Consiglio Comunale, cioè ciascun consigliere comunale deve appartenere perlomeno a una commissione, e quindi sono consiglieri comunali che ci incontriamo regolarmente, mediamente una volta a settimana, dove appunto oltre a deliberare su delibere di giunta, quindi approvare, modificare, eventualmente integrare delibere di giunta, abbiamo un'attività propositiva oltre che di controllo. Quindi per esempio sul tema capitale della cultura ci sono state 6-7 commissioni nell'arco del tempo, alcune delle quali ha partecipato anche l'assessore, dove i consiglieri hanno dato il loro apporto su come costruire questo dossier. Abbiamo fatto
vari incontri, anche per esempio l'ultimo l'abbiamo fatto nel Museo Diocesano con la visita alla mostra sugli occhiali, abbiamo incontrato, siamo andati alla Fondazione Mazzotti, anche un altro grande patrimonio della città di Treviso. Cioè la Commissione Cultura svolge tutta quell'attività propositiva per far sì che vengano realizzati poi determinati eventi. Volevo riallacciarmi a quello che diceva l'assessore per dire che il territorio di Treviso è così ricco di proposte culturali da parte delle associazioni che per esempio l'assessore si è occupato della parte diciamo, professionale di questo movimento, ma adesso noi abbiamo fatto, la Presidenza del Consiglio Comunale per esempio ha indetto il primo concorso Città di Treviso dove tutti gli appassionati non professionisti trevigiani residenti nella provincia che si vogliono cimentare in opere d'arte, di scultura, pittura e grafica, possono partecipare mandando una semplice mail al sito della Presidenza del Consiglio e i vincitori verranno esposti al Palazzo dei 300. Cioè abbiamo aperto il Palazzo dei 300 a quella popolazione di artisti che non sono professionisti ma che però proprio la passione che li porta a impegnarsi in queste arti, hanno voglia di avere un momento di riconoscimento. Credo che anche questa, caro Assessore, è cultura e non è... Lo è pienamente. Cultura, quindi credo che sia un'opera meritoria che questa amministrazione ha fatto, quindi sono contento di poterlo dire anche in televisione. E lei diceva Treviso è molto ricca da questo punto di vista, cosa c'è ancora da dare? Cosa può dare ancora Treviso? Ma secondo me possiamo ancora migliorare, perché noi siamo al 4º anno di amministrazione, possiamo ancora migliorare il sistema Treviso di cui parlavamo prima, coinvolgendo maggiormente alcune istituzioni che sono state un po' alla finestra a mio avviso. Dando spazio ancora a alcune associazioni, sto pensando a TRA per esempio, che in via Barberia ha una sede che ha messo a disposizione dei vari festival con grande generosità eccetera, però secondo me anche con queste associazioni va migliorato il rapporto e implementata la sinergia. Posso pensare, questo è un programma, alla carta Treviso, cioè un sistema di abbonamento come credo che esista già la carta Venezia, no? Dove c'è la possibilità di girare i vari musei. Treviso per la prima volta dal 1932 abbiamo 2 sedi museali, il Bailo e Santa Caterina, poi abbiamo Cadano Hall, cioè voglio dire è importante. Posso pensare a un implementamento per esempio del settore del personale del nostro sistema museale, ha una specificità, una capacità mettere appunto risorse per avere delle persone che possono rilanciare, una persona che possa rilanciare alla grande i musei di Treviso. Cioè ci sono tutta una serie di interventi che poi faranno parte della proposta dell'amministrazione, della coalizione che andrà a sostegno del Sindaco Manildo, dove secondo me ci sono dei passi da fare importanti. E secondo me questa è la strada giusta per andare avanti in questo progetto che è una grande sfida. Se posso aggiungere, ma insomma noi lavoriamo assieme, per cui insomma il che non vuol dire avere sempre le stesse idee ma confrontarle, questa è la cosa più importante. Io ricordo, e lo dico anche agli ascoltatori perché ne approfittino, abbiamo firmato di recente, sarà 15 giorni, una convenzione mai successo tra i musei civici di Treviso e i musei civici di Venezia. Certo. Con il biglietto che io compero al Bailo o a Santa Caterina per vedere le collezioni di Treviso, vado ai musei di Venezia e ho lo sconto e viceversa. Quindi il mio visitatore, diciamo, del Bailo di Santa Caterina va a vedersi il Museo Correr con uno sconto interessante, va a vedersi gli altri 10 musei di Venezia. L'idea della rete è l'idea fondamentale. Abbiamo sottoscritto una convenzione con i musei civici di Venezia, ringrazio la Presidente, la dottoressa Gribaudi, che ha veramente accettato istantaneamente questa proposta.
abbiamo firmato con Vittorio Veneto, l'assessore Uliana è stata veramente straordinaria nell'avviare questa convenzione che ha le stesse caratteristiche. Con Bassano, Musei Civici di Bassano, quindi abbiamo costruito una rete e una delle attività, secondo me, del prossimo assessore alla cultura, chiunque esso sia, di qualunque linea politica o amministrazione, non potrà essere che questa, allargare la rete territoriale, di modo che la cultura non sia di tutti, non sia di nessuno in particolare, ma sia di tutti. Questo è lo spirito del nostro dossier. La pubblicità, poi torniamo per l'ultima parte di Ore 13. Rieccoci, ultima parte di Ore 13. Stavamo parlando con l'assessore Franchin della importanza, ecco, chiunque poi sarà a guidare l'amministrazione, se nuovamente l'amministrazione Manildo o un'altra amministrazione, di allargare questa rete, una rete che c'è già di collaborazione, ma è come potrebbe essere allargata, con chi? Innanzitutto noi abbiamo la possibilità di agganciare in questa rete altri musei. Io sto lavorando addirittura con il museo di San Donà di Piave, ringrazio il sindaco Cereser per l'attenzione a questo, scriveremo fra poco anche con lui questa convenzione. Ma ci sono poi i musei ecclesiastici della città. C'è il Museo Diocesano, mi piacerebbe anche con loro, abbiamo già intavolato una cosa, io spero che mi portino le carte quanto prima, una relazione per inserire anche i musei diocesani in un circuito importante che il visitatore a Treviso viene. Il che significa anche promuovere le bellezze che sono contenute nel sistema diocesano, museo, penso alla sala capitolare, penso alle tante cose che si possono fare. Io ricordo che in questi giorni, in questi ultimi tempi, è partita un'associazione che abbiamo voluto costruire, che si chiama Adotta un affresco. Adotta un affresco promuove il restauro degli affreschi della Urbs Picta, della città di Pinta. Il Comune ci mette qualche cosa, agevolazioni IMU, agevolazioni sulla tassa dell'occupazione suolo pubblico, non sono poche cose ma funzionano. Abbiamo già un affresco che verrà restaurato e un altro si sta preparando, quindi in collaborazione anche con gli insegnamenti della Fondazione Benetton che ci procura gli aspetti scientifici della cosa, il Comune sta avviando questa operazione di attenzione nei confronti delle bellezze della città. Quindi Museo Diocesani, rete anche con privati. E io insisto su una cosa che forse è poco nota. Abbiamo una quantità incredibile di musei aziendali. Citando prima la dottoressa Gribaudi, che è presidente di Keyline, il museo della chiave della Keyline è un museo a livelli internazionali. Quindi nella CARD di cui parlava prima il Presidente e che è una idea che stiamo coltivando da tempo, noi vorremmo inserire anche i musei aziendali. Abbiamo delle straordinarie opportunità da questo punto di vista. Sono tutti messaggi che io lancio alla prossima amministrazione. Ripeto, chiunque andrà al governo della città sappia che ci sono delle opportunità dal punto di vista culturale, in città e altrove. Allora, prima dell'ultimo giro, vorrei tornare proprio su quanto diceva prima, questa idea insomma, che lancia un po' da qui una carta Treviso, come potrebbe essere strutturata? Semplicemente una sorta di abbonamento che può avere un costo irrisorio per quanto riguarda i residenti, un pochino più sostenuto per quanto riguarda i residenti nella provincia di Treviso, in modo tale che gli consenta di visitare
tutto il patrimonio storico che abbiamo. Noi abbiamo una città che è bellissima, quando passeggi per Treviso diciamo sempre è un museo a cielo aperto. Gli affreschi di cui parla l'assessore, che anche con i Lions di Treviso stiamo valutando in che modo dare un apporto per appunto il ripristino, sono affreschi che tu vedi sotto le volte di Calmaggiore, quindi accessibili a chiunque. Quindi noi pensiamo che ci sia la necessità di dare l'opportunità e soprattutto la conoscenza, perché secondo me tanti trevigiani non conoscono, di accedere a tutti i siti diciamo, del comune e anche dei privati. Quindi ci sarebbero degli sconti, come sarebbero delle agevolazioni? Anche in forma gratuita certe fasce, bisogna semplicemente, lo stiamo tarando sulle fasce di età e economica, quindi è un abbonamento annuale, voglio dire, noi così la stiamo pensando, un abbonamento annuale per i residenti eccetera. Penso che possa essere, io penso soltanto alla biblioteca storica, dove ci sono degli incunaboli del 400, no? delle opere d'arte che quanti l'hanno vista. Quindi secondo me, dando la possibilità di accedere, secondo me potrebbe essere, come diceva l'assessore, che durante le festività natalizie l'accesso gratuito ha portato 3.600 persone. Noi crediamo che la cultura serve prima di tutto ai nostri cittadini, a noi stessi, per un'elevazione diciamo, personale, quindi dobbiamo puntare su quello. Siamo veramente in chiusura, 30 secondi, l'ultima battuta a chi dice però pensate troppo alla cultura e al centro e lasciate la periferia un po' nel dimenticatoio, voi cosa dite? Dico che non è vero, intanto io non uso mai l'espressione periferia, perché si associa sempre, sbagliando, a forme che a Treviso non esistono. Non esiste il degrado delle periferie, esistono i quartieri della città, il quartiere del centro. Io abito in un quartiere della periferia, ma è un quartiere assolutamente ben servito, molto funzionante. Noi facciamo delle cose culturali, anche per esempio nel quartiere San Liberale, io abito lì vicino, credo che sia stato un esempio straordinario, che ripetiamo fra poco, di portare dentro le strade le sculture e le opere di Simon Benetton, quando era vivente, era veramente straordinariamente innamorato di questa. Abbiamo un teatro che è il Teatro delle Voci, che è un gioiello dal punto di vista culturale, non sta in Piazza dei Signori ma sta a San Liberale. Quindi insomma gli esempi ce ne sono. Basta anche, come dire, guardarsi con lo spirito attivo, attivo. Allora ringrazio l'assessore Luciano Franchin, assessore ai beni culturali di Treviso, e Sossio Vitale, presidente della Commissione Cultura di Treviso, per essere stati con noi, grazie. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. E noi ci vediamo domani come sempre, grazie, arrivederci.